Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tensione alta tra la Regione e la struttura commissariale sulla sanità. Intanto i problemi in corsia aumentano, mancano uomini e mezzi e Pacienza annuncia la pazienza è finita. La questione sanità, diciamo che è stata messa a bagnomaria, tra una riunione e l'altro. Una specie di stato dell'arte senza arte. Eppure sembrava dovesse succedere la fine del mondo, invece c'è calma piatta. Una situazione non più sostenibile se è vero che negli ospedali si annaspa per mancanza di personale. Non v'è traccia delle 1000 più assunzioni tanto sbandierate. C'è chi sostiene che la montagna, ha partorito un topolino, che tradotto significa 47 medici nei 3 ospedali più importanti della regione, più 526 operatori sociosanitari, un po' di infermieri e di tecnici. In questa infornata bisogna tener conto delle stabilizzazioni, che sono giustamente tantissime. Il resto della partita, che riguarda le nuove attività e il turnover, si attende il fischio d'inizio del Ministero, che tarda ad arrivare. La stagione è complicata e rischia di consegnare alla Calabria un 2017 orribile, con conseguenze devastanti. Tradotto, arretramento sui LEA e sul conto economico. E mentre si è alla ricerca della soluzione migliore, sempre più calabresi varcano i confini della regione per farsi curare. Nel 2015, ultimo dato censito, l'emigrazione passiva ha toccato quota 301 milioni di euro, a fronte di appena 27 milioni nella voce attiva. Parte della somma, ben 127 milioni di euro, finisce nelle casse delle strutture private del nord. Un salasso che testimonia, oltre che un pericoloso arretramento, basti pensare che nel 95 la spesa era di 75 milioni di euro. Scorrendo ancora i dati, emerge che il 21% delle attività chirurgiche vengono effettuate fuori regione e ciò rappresenta un forte danno d'immagine per l'intero sistema sanitario calabrese e non rende giustizia, per esempio, ai tanti validi professionisti che pur ci sono ed operano in questa terra. Giova ricordare che il costo annuo per la gestione di un ospedale in Calabria si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Ne spendiamo oltre 300 per andare fuori. 2 conti forse occorrerebbe pur farli. Tutto questo scivola via in attesa di che cosa? Il braccio di ferro non può durare in eterno perché alla lunga anche le più appassionanti storie appuntate annoiano. I cittadini non sono interessati alle diatribe, importa nulla se il Ministero nicchia, la Regione spinge, il commissario resiste. Ciò che conta, e conta davvero, sono i fatti, punto e basta. Il resto sono esercizi di retorica, politichese, vuoto a perdere, in una parola, tempo sprecato. La Calabria non può più aspettare, pazienza zero, esaurita, finita.